Vedete, c'è una differenza sostanziale tra l'Italia dei Valori e il Movimento 5 Stelle. L'Italia dei Valori è andata nelle istituzioni con numeri molto più piccoli, noi avevamo 29 deputati alla Camera e 14 al Senato, ma siamo andati lì per costruire, quindi abbiamo fatto forte protesta, ma è diventata anche una grande proposta. Se in Italia non c'è il nucleare, per esempio, è perché noi abbiamo fatto un referendum sul nucleare. La legge anticorruzione, faccio anche un altro esempio concreto, attuale in questi giorni, noi siamo il partito che è nato da Mani Pulite. Bene, ma Mani Pulite allora fu fermato perché, si è capito oggi, è stato fermato per far continuare Tangentopoli, tant'è che le stesse persone oggi sono state scoperte con le mani nella marmellata a gestire addirittura l'Expo, e ci sono 1000 Expo in tutta Italia. Quindi lei dice... Bene, no, quello che voglio dire, in Parlamento oggi si parla di anticorruzione, noi fummo l'unico partito a votare contro la legge Severino. Perché? Perché quella non era una legge anticorruzione, ma alla fine si è dimostrato per la corruzione. C'erano gli emendamenti dell'Italia dei Valori, 42 emendamenti, che prevedevano la reintroduzione del falso in bilancio, la confisca dei beni ai corrotti e corruttori, l'allungamento del termine di prescrizione. Sono tutti lì. Oggi è quello che chiede Cantone. Allora questo è quello che ha fatto l'Italia dei Valori. Su Grillo una battuta va fatta, ha fatto bene chi ha scritto un libro e il vocabolario. Io credo che Grillo vada sbobbinato, perché lui urla molto forte e quindi più urla più ti convince. Il problema è capire i contenuti. Dico l'ultima, sul lavoro. Grillo dice diamo il reddito minimo di cittadinanza, allora, e facciamo in questo modo. No, però vi faccio completare così c'è la risposta. Lo facciamo rispondere. No, voglio la risposta. Sì. Facciamo in questo modo, diamo il reddito minimo di cittadinanza, sono parole di Grillo, prendiamo 3 lavori a testa per ogni giovane, gli chiediamo se li vogliono accettare. Se non li accettano, pazienza. Io la domanda che faccio è: ma perché il problema dei giovani italiani oggi è che hanno 3 lavori a disposizione e non si decidono quale scegliere, o non c'è lavoro e bisogna puntare sulle piccole e medie imprese? Allora, ecco, l'Italia dei Valori si è distinta rispetto al Movimento 5 Stelle per il fatto che ha fatto la proposta oltre la protesta. Se cambieranno idea anche loro si potrà anche discutere.